Bella raga, ciao a tutti, dal comandone veneziano, Croazia-Inghilterra, ottavi di finale di Francia 98, non vedo Davor Šuker, che forse è squalificato, infortunato, non lo so solo che non gioca. Siamo a Saint-Denis, ottavo di finale fondamentale. Partita di cartello ragazzi, un ottavo di finale inquietante, afrodisiaco a tratti. Vai raga. Tensione alle stelle. L'Inghilterra vuole portare il titolo che manca dal 1966. Da 32 fottutissimi anni. Si parte ragazzi. Croatia vs England. Croazia ha dimostrato di essere una bella squadra. Dai Davide. Attenzione alla Croazia che è un squadrone, state attenti. Michele. Autore del gol qualificazione Michele Show. Super Michele. Grande Michele. Era per la sbaglia. Ma grande comunque Michele. Scholes, Gary Neville. Neville la butta su ad Alan Shearer. Non ci credo, miracolo del portiere su Alan Shearer. Davide col suo cross perfetto per Alan. Niente. Hollins, partita bene però l'Inghilterra. Occhio, bravissimo. Gary Neville spettacolare per Michele. Becca non ci arriva. Occhio a Paulins, dai Paulins, recupera palla Paulins. Brutta, fuori gioco, offside, Yarni. David Seaman. Paulins, Sol Campbell, uno dei migliori dell'Inghilterra nel primo girone. Davide. Per Campbell. A McManaman. Beckham. Paulins. Si invola Paulins. Calcio d'angolo? Sì, no. Vabbè. 15 minuti 0-0, ma buona Inghilterra con un bellissimo tiro di testa di Shearer parato dal portiere croato. Paulins niente. Recupera Bilic. Zvonimir Boban. Ma Beckham recupera la grande. Paulins. Alan. Per Michele si invola. Cosa fa Michele? Il Wonderboy Michele. Dopo la tira in curva. Davide. Bravo ancora David. Michele vede Alan, non è mai fuori gioco. Alan, non ci credo, ancora parata del portiere. Sfortunata anche l'Inghilterra, ma stiamo dominando. Ce la meritiamo noi. Beckham. Shearer di testa, non ci arriva. Scholes. No, Paul non ci arriva, qua male Scholes. Adams. Non ci credo. Vlahovic. No, questo è rosso. Red card per Paulins. Ai. Si incazza Paulins, ma il rosso c'è. E moso cazzi. Siamo con l'uomo in meno. Mi manca ancora un tempo e mezzo praticamente. Non ho parole, Beppe. Bisogna fare un miracolo adesso. Gary Neville. Ferdinand. Scholes. Shearer si distende l'Inghilterra. McManaman un po'. Non messa benissimo quella Croazia. Shearer, madonna. Nonostante l'inferiorità numerica giochiamo bene, Fiore.
Occio, bravissimo McManaman. Alan, sbaglia Alan. Steve. Alan Shearer. Beckham vede Owen. Michele. Non ho paura di Michele. Signori, Michele. 1-0 Inghilterra. Michele Owen. Assist geniale di David. Però Michele, c'è da dire che Michele può essere proprio l'immagine copertina bellissima. Eccola qua. Sentitelo in inglese. In inferiorità numerica l'Inghilterra passa in vantaggio con Michele Owen. God save the Michele. Vai. Quello che devono stare attenti. No. Bravissimo Seaman. Campbell. McManaman. No. Vai Gary, bravo Gary. Bravo Paul. Bravo David. Shearer. E lanciano ancora Owen, il nostro Wonder Boy. Oh, ho sbagliato io. Gary Neville. Scholes. Ferdinand. Ancora per Michele. Scatenato Michele. Ma vabbè. Leggermente contrastato, ma non è fallo ovviamente. Michele. Bravo David. Alan Shearer. Bellissimo intervento su Shearer. Ricordiamo che siamo in inferiorità numerica, ma comunque stiamo giocando benissimo. Beckham prova a lanciarla per Owen. Però Owen non è nel colpo di testa la sua arma di seduzione numero 1. Grande Inghilterra, però non me l'aspettavo così bene. Shearer. Beckham. McManaman. Alan. Beckham, bellissimo. È messa male la Croazia. Owen. Sfiora il 2-0 Michele, il Wonder Boy del calcio inglese. Ledic al rinvio. Ancora David per Michele. Per Alan. L'Inghilterra sta dominando in un'inferiorità numerica. McManaman. Steve, bisogna chiuderla. Steve. Ferdinand. Owen di testa no, però Ferdinand ancora. Recupera Soldo. Boban. Jarni. Seric. Attenzione. Bravo Scholes per Michele. E Michele si invola per l'ennesima volta, ma stavolta Stimac recupera. Stimac. Piccoli per l'Inghilterra, attenzione no. Bravi. Cosa? Madonna, Campbell ragazzi. Come Baresi. Shearer. Neville. Beckham. Attenzione, ancora Owen. Fa quello che vuole Michele. Beckham. Shearer. Non la chiudiamo però. Attenzione, no, Scholes, no. Bravo. Vai, sì, ma muoviti però.
Ferdinand la sbaglia. Occhio Fioi, brutto. Buttala via David, bravo David. Stiamo soffrendo adesso però, E fallo. Boban infortunato. Da solo qua Seric. Che culo Seric. Boban rientra. Siman ti prego. Roba nostra, roba nostra. Adesso devo fare dei cambi. McManaman è finito. Mettiamo Anderton. Bisogna far rifiatare Michele. Mettiamo Sheringham. Bel rischio, ma lo devo fare. No, cambio, è impossibile da togliere. Al posto di Adams mettiamo Southgate. Abbiamo riserve scandalose, abbiamo. Dobbiamo tenere duro, raga. Ancora rimessa per i croati. Occhio. Vai Anderton. Sheringham. No. Sveglia però. Ah. 77esimo, tensione alle stelle, dobbiamo stare concentratissimi perché giochiamo praticamente per 70 minuti in 10. Anderton, Scholl, Sheringham, Beckham, Anderton, grande Anderton. Però poi sbagliamo. Alan, bravo Alan, la mette in mezzo per Teddy. Scholes, e la regaliamo a Progineschi però. Ierni, bravo però Scholes che la recupera. Anderton, Alan, bravissimo Alan. David non è la velocità di punta la sua arma. Scholes, vai Sheringham se ne va. Teddy se ne va. Non se ne va, ma è rimessa nostra. Beckham, che numero di David, peccato. Vai David. Mettila in mezzo Shearer, niente, non ci arriviamo mai. Occhio, non mi piace. Non ci credo. Mamma mia, meno male che se l'è allungata. Mamma mia che rischio. Alan. Non riesce Anderton. Lo sempre giochiamo senza Ins però, Sheringham. Beckham, niente. È finita per piacere. Scholes. Fischia arbitro, andiamo a casa arbitro. E si va agli quarti, si vola ai quarti. Michele l'ha decisa in 10 contro 11 per 70 minuti. Michele ce la regala. Grazie Michele. Andiamo a vedere il tabellone. Brasile, Francia, Olanda, Argentina, Inghilterra, Germania, Danimarca, Italia. Ragazzi, che partite. Che match. Vai raga, siamo a Marsiglia, Inghilterra, Germania. Partita storica. Germania ai quarti.
Ricordiamo che nel 94 sono usciti ai quarti contro la Bulgaria. Gli inglesi invece proprio non c'erano. Vai. Attenzione, peccato. Owen, Michele, Paracan, Zighe. Attenzione Alan, mamma mia Alan, ti prego Owen, mamma Don, se Owen recuperava, ciao. Osso. Vai che andiamo. Beckham. Owen. E ciao Owen, se ne va. Madonna Owen, che giocatore. Michele Cam. Beckham. Bravo McManaman. Vai Alan, Alan se ne va. Alan se ne va, che inizio anche dell'Inghilterra anche oggi. Alan ancora campano, signori. Campa poi le blocca. Ollie Khan. Bravo Campbell, ma l'Inghilterra mi sta piacendo, cacchio. Shearer, niente. Asler, la Germania è una squadra stanca, vecchia. Bravo Scholes. Alan Shearer, ancora per Michele, fa paura Michele. Michele, cosa ha fatto Michele? Ma ancora Khan. Non ci credo. Michele ha fatto una roba da codice penale, da quanto bella, ma non basta. Occio. Michele sbaglia. Dai raga, bella. Vai Beckham, niente. Siamo anche sfortunati però. Asler. Brutto, 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 brutto. Mamma mia. Per poco Oliver. Michele per poco, Ziga recupera. Occio. Michele di testa nei palle aeree, Michele ha difficoltà. Giustamente, Bilof Oliver. Mamma mia, ancora Seaman. Sta venendo fuori anche la Germania qui a Marsiglia. Bravo Seaman. Niente. Adesso Germania copre bene. Matteus. Klinsmann. Jürgen. Gol di Bilof, incredibile. La Germania punisce con Oliver Bilof. Questa serie è proprio sfigata, anche quando giochiamo bene. È pazzesco, è pazzesco. Finora all'appello c'è solo una vittoria a Euro 96 in Inghilterra con l'Italia, basta.
Non ho più vinto una mazza. Incredibile, non ho parole. E qua so cazzi perché adesso è duro recuperare ai teutonici tedeschi. Dai, sveglia. Poi Beckham, bravissimo David. Questa è una grandissima azione di Bex. La può uscire, sbaglia. Fuori gioco di Jürgen. Beckham, bravo. Scholes. Michele. Non c'è niente da fare. Dominiamo, ma la Germania è l'unica vera occasione. Ha punito. Questo veramente la maledizione di sta serie è pazzesca. Una sola fottutissima vittoria. Haaland. Niente. Dobbiamo vedere tutto nel suo secondo tempo. Bravi. No, non ci credo. No. Mamma mia che rischio. Campbell. McManaman. Beckham sbaglia. Troppo frettoloso. Scholes non recupera. Dai, Mac. Bravo Mac. Becca, niente. Ziga, ragazzi, sembra Baresi. No, Jürgen, ai. Anche Bilov come ha segnato di testa, ovviamente. Vai, Seaman. Bisogna che Owen è veramente marcato, ovviamente, in maniera devastante. Bex, cosa fa per Scholes? Scholes da Shearer, male, però male. Adams recupera. Stiamo dominando, ma non basta. In questo momento l'Inghilterra è fuori, immediatamente. Michele. Scholes. Fallo su Michele, no. Michele. Rigore, no. Fuori area. Vai David, un bel cross. Vabbè, ma non va nessuno. Togliamo Shearer che non mi sta piacendo. Mettiamo Sheringham. 63esimo. Dai Michele, però c'è che la Germania è scarsa nel 98, dai. Beckham, Scholes, Sheringham, non ci arriva Teddy. Hasler. Bilov, mamma mia. L'ho rischiata. Adams. Neville. Ferdinand. Scholes. Deles. McManaman, bella questa. Non ci credo, recupera. Sveglia, veloci. Campbell. Sheringham, entra in area Sheringham. Teddy, niente da fare. Mamma mia che nera. Scholes. Beckham. Vai Davide. Davide, grandissimo Sheringham. Gol! Pareggia l'Inghilterra. Teddy Sheringham. Sua azione strepitosa di Beckham. Mamma mia, guardate qua Beckham. 1, 2. Poi arriva Sheringham e di rapina la insacca. Ma grandissimo Beckham di cuore. Guarda come la recupera in area. La passa benissimo Sheringham. Questo forse era rigore.
la tira, era gol, ma comunque grande cambio per gli inglesi. Sheringham la pareggia al 73esimo, iper meritata. Attenzione McManaman, la Germania ha accusato il colpo, la Deutschland ha accusato il colpo. Sheringham, Beckham, peccato, Michele, sponda, incredibile. Attenzione, la Germania in difficoltà. Soul, grande partita di McManaman. Bex, grande Bex, grandissimo Bex. Teddy, Michele entra in area, Michele! Entra Marshall, esce Reuter. Ma ce la meritiamo noi Beppe, ce la meritiamo noi Campbell. Scholes, la Germania non è più in campo, Beckham. Sheringham, Teddy, corri Teddy. È fallo su Teddy. Non ci credo. Ha fatto il miracolo Teddy e poi la sbaglia così. È una maledizione incredibile. La sfiga che abbiamo in questa serie è pazzesca. Ma Germania dov'è? Fuori gioco di Owen. Peccato. Veramente un'Inghilterra bellissima. Beckham. Michele si invola. Mix in vola. Sheringham è corta, ma Sheringham la recupera. Niente. 86esimo, supplementari si avvicinano purtroppo. Hasler, attenzione per la Germania, è famosa per il suo culo. Adams, no, mamma mia, qua se l'ha mangiata Oliver, meno male. Entra Babel, esce Zig. Neville Pachok. Gary Neville Pachok. No, bruttissimo sto errore. Adams, bravo Scholes. Sheringham, Beckham. Adams scivola. Non ci credo. Campbell si va ai tempi supplementari con la regola del golden goal. Questo dovrebbe essere il golden goal, eh? Teoricamente dovrebbero averlo messo. Non so se c'è. Noi cerchiamo di segnare. Michele, fallo bruttissimo su Michele. Orrendo il fallo su Michele. Beckham, McManaman, Owen. Entra in area Michele, fa tutto Michele. Può far tutto Mike. Attenzione Lessò. Ferdinand, Beckham, ancora Owen, non ci credo. Olli, cosa ha preso Olli? Sheringham entra in area, Sheringham fuori. Stiamo sprecando l'impossibile. Sheringham, Owen, madonna, la Germania è sbilanciatissima. Owen, non ci credo. Sheringham, la Germania non è in campo, dobbiamo vincere, cazzo. Ecco, ti prego Campbell. La Germania è cotta. Niente, ora che bava Tarnat, Klinsmann. Nostra, roba nostra. Oh, roba nostra. Ma cosa? No, vabbè, Jeremis per Tarnat, non ci credo. No, adesso Oliver fuori. Un dominio, ma non basta. Gary Neville, che rischio sto passaggio. Steve, bravo McManaman per Teddy si invola. McManaman fuori. Altre due occasioni al primo tempo supplementare, ma non basta.
McManaman è finito, mettiamo... Cazzo mettiamo? Poi chi è stanchissimo? Scholes. Vai. Abbiamo 15 minuti per evitare la lotteria di rigori. Col culo che abbiamo. Bravo. Dai Sherry. Beckham. Cosa fa Beckham? Owen. Fallo su Owen. Owen. Michele dopo un minuto del secondo tempo supplementare ancora su assist geniale di Beckham. L'Inghilterra vede la semifinale, incredibile però, che azione di Becks l'ha messa benissimo e poi Owen ha fatto una roba d'antologia. La ribaltiamo. Mamma mia che partita, signori. Occhio Gary. Offside, Marsiglia è esplosa, ragazzi, ma Owen è veramente illegale. No, che cagata. Non ci credo. Bravo, Campbell. Sheringham. Che ce le chiudiamola. God save the Michele. God save the Michele. No, aia. Brutta questa. Orrenda, oserei dire. No? Buttala via. Mamma mia, che miracolo su Birov. Che miracolo su Birov che abbiamo fatto. Abbiamo sbilanciato quel poco, ma la Germania sta provando tutte adesso. La Germania sta buttando. Bravo Ferdinand. Michele si invola. Michele devastante. Michele non ha senso. Michele la chiudiamo. 3-1 signori, 3-1. Michele la chiude. Voliamo in semifinale, ragazzi. Avrei mai detto a Francia 98 con l'Inghilterra, per quanto la squadra sia buona. Ma Michele, no sense. Ragazzi, voliamo in semifinale. Birov piange, Owen gode. E adesso però andiamo a vedere contro chi sarà la semifinal match, che ci becchiamo nel prossimo video. Francia-Olanda, Inghilterra-Italia. Ed è proprio un derby contro la nostra cara Italia. Andiamo a vedere le classifiche. Gol Owen primo con insieme a Salas, Henry e Laudrup. Assistenze abbiamo 7 of 3, ma Beckham, cioè Beckham una sola, vorrei qualcosa, vorrei che se c'è un tocco qualcosa, non è assist, ma andate a cagare. Comunque Beckham decisivo. Raga, sotto le comando veneziano contro l'Italia sarà durissima. Ciao.